La Regione può fare questa discussione, può incentivare che questo avvenga affinché si esca dal sistema di convenzione e diventino dipendenti pubblici e medici dentro il sistema. Anche secondo la CGIL Funzione Pubblica del Veneto, la proposta che la nostra emittente sta portando avanti di accorpare i medici di base alle US potrebbe rappresentare la giusta soluzione. Questo servirebbe a sgravare ancora di più pronto soccorso, strutture intermedie, case di riposo, a fare in modo che i medici siano appieno dentro il sistema sanitario regionale. Evitare altre giornate di stop degli ambulatori deve essere l'obiettivo da raggiungere perché, come ricordato nel corso della trasmissione 20 e 10, l'onorevole Roberto Caun di Forza Italia, a rimetterci sono sempre e comunque i pazienti. Si va a intasare il pronto soccorso, già i pronto soccorsi hanno i loro problemi, ti arriva l'ammalato, insomma è tutto quanto un susseguirsi, invece di prendere il permesso in azienda per 2 ore poi vai a finire che prendi la giornata di roll e via via per curarti e automaticamente si innesca un costo per lo Stato. Il Movimento 5 Stelle auspica che si raggiunga un punto di incontro per non creare ulteriori disagi a chi in questa vicenda è il primo a rimetterci senza avere colpe, ovvero il cittadino. Quelli che stanno perdendo oggi sono i cittadini veneti e questo è intollerabile. Noi chiediamo che immediatamente venga riaperto il tavolo di trattativa tra i medici di base e tra la Regione.